Presidente Antica, questa sera una iniziativa sul territorio. Come prosegue questa riflessione e quanto è importante fare queste riflessioni sul territorio stesso? Allora, la presenza questa sera di questo convegno sulle muretti a secco, sulla loro manutenzione, sul loro ripristino anche, perché teniamo presente quanta, diciamo così, di questi manufatti sono presenti sul nostro territorio, un territorio particolarmente collinare, se non anche montuoso, e quindi la loro presenza storicamente è sempre stata molto elevata. È una riflessione che dobbiamo fare in maniera determinata, io credo anche importante, perché i muretti a secco non sono soltanto una componente fondamentale del nostro paesaggio, sono anche una componente importantissima per quanto concerne la salvaguardia geologico e idraulica dei nostri territori, e quindi dobbiamo tenere presente che non possiamo considerare questo manufatto come una realtà, diciamo così, del passato. In realtà è una componente assolutamente importante, perché fa parte proprio del nostro patrimonio dell'ambiente, cultura del paesaggio e anche della sostenibilità. Se noi teniamo presente questo, teniamo presente un bene comune che sarà molto utile anche in futuro. È una serata che abbiamo organizzato come Rete Prosecco Hills insieme a Banca Prealpi, che ci sta accompagnando in questo percorso di sostenibilità. La banca è sottoposta a dei vincoli precisi dall'Agenda 2030 sulla sostenibilità ambientale, e così noi che guardiamo allo sviluppo economico e turistico di questo territorio, delle colline del Prosecco da Vittorio Veneto, Conegliano, Valdobbiadene, Asolo fino alle pendici del Grappa, crediamo che per sviluppare il territorio si debba pensare al territorio stesso, a ciò che sta fuori dalle nostre attività, e così lo facciamo dando attenzione a questi aspetti appunto di sostenibilità, questo in tema particolare di vincoli paesaggistici e di costruzioni particolari. Diciamo che come GAIL noi abbiamo già aperto e anche chiuso un bando specifico che prevedeva proprio, tra le varie attività di recupero ambientale storico del nostro territorio, anche la possibilità di finanziare dei muretti a secco. Devo dire che probabilmente, essendo una misura innovativa, non ha avuto quel successo che noi speravamo, tant'è vero che ci sono arrivate pochissime domande e non siamo riusciti neanche a spendere quei fondi che avevamo messo a disposizione. Io spero che questa serata diventi importante per capire meglio anche cosa fanno negli altri territori, perché mi sembra che questa sera ci saranno anche persone che ci spiegheranno cosa succede in altri territori proprio in merito a questo tema, e quindi magari poter anche ripetere il nostro bando per poter spendere meglio le nostre risorse nel nostro territorio. Sì, allora questo corso appunto sarà una frazione di Rolle, quindi sarà un'occasione per il territorio per imparare, diciamo, proprio come costruire fisicamente un muro in pietra a secco, quindi avremo un cantiere didattico e un cantiere invece più dimostrativo a cui lavoreranno degli artigiani. Poi ci sarà una parte teorica, perché è importante capire come dimensionare il muro in pietra a secco, è fondamentale perché c'è un peso dietro, no? La terra, e quindi per evitare crolli futuri bisogna imparare a conoscere le pietre, a dimensionarle, e a capire anche il valore idrogeologico del muro a secco, perché la pietra drenante in qualche modo evita quello che è il dissesto idrogeologico, che adesso è molto frequente anche per il discorso del cambio climatico, e quindi queste piogge intense vanno in qualche modo a far franare il suolo. E il suolo, quando cade giù per forza di gravità, quindi dall'alto verso il basso, è perso per sempre. Per cui andiamo a fare questi 2 weekend di formazione alternati, pratica e teoria, e con questo cantiere dimostrativo dove ci saranno gli artigiani che insegneranno come costruire questa antica pratica.